Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi dobbiamo prendere atto che Elon Musk è in ritardo. Sì, è in ritardo nella sua idea avveniristica, non fantascientifica, ma come dire codificata con una tabella di marcia di arrivare su Marte, perché qualcuno è già su Marte da tempo ed è la sinistra italiana, soprattutto una certa sinistra salottiera col sopracciò, soprattutto certi intellettuali di questa sinistra, insomma questa sinistra asserragliata nella ZTL, che però spesso pontifica sulla povertà dal proprio salotto. A cosa ci riferiamo? Ieri è stato proprio, come dire, un esempio perfetto di questa sinistra marziana, tecnicamente marziana. Lo abbiamo visto a 8:30 e ce l'ha regalato il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, editorialista del Fatto Quotidiano, noto anche per aver, lui non dice negato, diciamo fortemente sminuito la giornata del ricordo per i martiri delle foibe, ma ieri ha proprio, ci ha offerto un bigino perfetto di questa sinistra marziana. Lo ha fatto nel salotto, appunto, per essere coerente con se stesso, di Lilli Gruber 8:30, stava diciamo interloquendo col direttore di Libero Mario Secchi sul DDL sicurezza voluto da questo governo, e ha regalato la seguente perla insuperata ad oggi: per combattere furti e rapine nelle metropoli non serve la repressione, si deve abolire la povertà. A parte che, come dire, è già stato da questo punto di vista superato da Gigino Di Maio, che annunciò l'abolizione della medesima, ma al di là di questo, in questa frase come letteralmente delirante, ma c'è tutto l'alfabeto culturale della sinistra contemporanea. Anzitutto c'è il dirigismo compulsivo, no? Lo statalismo fuori controllo, la divinizzazione della norma fatta a tavolino, che può tutto, tra cui anche abolire la povertà, fenomeno come dire, ahimè, connaturato all'umano e all'imperfezione umana. Ma soprattutto c'è il colossale abbaglio sociologico, o sociologhese meglio, per cui il crimine, il reato, la delinquenza, la devianza dal consesso civile sono sempre figli della povertà, di un problema economico-sociale. È come dire un bigino di marxismo, per cui il problema è sempre nella struttura economica, il resto è tutto sovrastruttura. È un marxismo molto, come dire, elementare, ecco, non vorremmo comunque offendere post mortem Karl Marx paragonandolo a Tommaso Montanari. In ogni caso è quello, cioè il crimine non è mai figlio della possibilità del male, è sempre insita nell'umano o nella complessità dell'umano, nelle mille cause come dire, a cui uno può risalire, ma è sempre figlio del capitalismo. Cioè l'aspirazione è pronta, è approntata, come dire, abolire il capitalismo nella testa di costoro, il che dovrebbe partorire l'abolizione della povertà. Invece, dove il capitalismo è stato abolito, cioè nei paesi comunisti nel Novecento e anche oggi, la povertà è esplosa. Quindi, come dire, è un bigino perfetto del progressismo salottiero e ormai completamente scisso dalla realtà, che vi consiglio di andare a vedere, sta imperversando sui social. Chiudo solo dicendo che su questo personaggio aveva detto tutto Giuliano Ferrara, quando disse a Tommaso Montanari: mancherà sempre una M decisiva. Voi state qui con noi perché tra poco c'è un appuntamento decisivo, e cioè il Bamba di Vittorio Feltri. Vi aspetto. Tra un manifesto